Tragedia a Padova, bimba di un mese muore in culla, il papà si era accorto che non respirava più, poi la corsa disperata ma vana in ospedale. Chiuse le indagini sull'omicidio di Mariarca Mennella, uccisa a coltellate dall'ex marito a Musile di Piave, in arrivo il rinvio a giudizio per l'uomo. Operaio vicentino condannato a 8 anni di reclusione dal Tribunale di Roma, è accusato di aver compiuto pesanti molestie sessuali a carico delle figlie della sua compagna che avevano 6 e 7 anni. Appello dei risparmiatori rovinati dal crack delle banche venete alle forze politiche che hanno vinto le elezioni, eroghino subito i risarcimenti previsti, altrimenti molte aziende chiuderanno. Prima la beffa di essere finito sotto procedimento disciplinare da parte della scuola, ora per il professore trevigiano picchiato dal padre di un alunno arriva la denuncia della famiglia del ragazzo. Hanno utilizzato la forma commerciale del paghi 2 prendi 3 trasferendola alla vendita della droga, 3 pusher marocchini arrestati dai carabinieri di Padova. Un facoltoso imprenditore francese spende 350.000 euro per l'acquisto di una cappella al cimitero dell'isola di San Michele a Venezia. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito, la tragedia che si è verificata a Padova, dove una bimba di appena 35 giorni è stata ritrovata morta nella sua culla dai genitori. Sentiamo. La Procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause che hanno portato al decesso di una bambina di appena 35 giorni. La piccola è stata trovata senza vita nella sua culla dai genitori di prima mattina. L'ultimo allattamento risaliva poche ore prima. L'ipotesi più accreditata è la sindrome della morte improvvisa del lattante, fenomeno di difficile spiegazione anche presso la comunità scientifica, che in Italia ha un'incidenza dello 0,5 per 1000. A Musile di Piave, ora la scorsa estate, uccise la ex moglie Mariarca Mennella, coltellate. Ora Antonio Ascione, 44enne di Torre del Greco, rischia l'ergastolo, ma ci aggiorna sui dettagli al telefono Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Musile di Piave, il magistrato ha chiuso le indagini. Omicidio volontario premeditato con l'aggravante di aver agito per futili motivi. Questa è l'accusa che il PM in Cardona ha contestato ad Antonio Ascione, il 44enne di Torre del Greco, accusato di aver ucciso l'ex moglie, il 38enne Mariarchetta Mennella, con numerose coltellate. Le imputazioni contestate ad Ascione prevedono l'ergastolo. Il suo difensore è dunque intenzionato a chiedere il giudizio abbreviato in modo da poter usufruire dello sconto di un terzo della pena. L'episodio risale allo scorso luglio, fu proprio Ascione a telefonare ai carabinieri per annunciare di aver ucciso la moglie. Nel corso dell'interrogatorio successivo, dopo la convalida dell'arresto di fronte al giudice per le indagini preliminari di Venezia, l'uomo aveva confessato il delitto, spiegando però di aver avuto la sera precedente un'animata discussione con la 38enne che lo stava ospitando nel suo appartamento. Stando alla sua versione, Mariarchetta Mennella gli avrebbe confermato di voler troncare definitivamente la relazione per rifarsi una vita. Le sorelle di Mariarchetta hanno denunciato che la vittima era stata aggredita dal marito anche in precedenza con la minaccia sempre di un coltello, un episodio che era avvenuto pochi giorni prima, il 18 luglio, mentre l'omicidio si è consumato il 23 e che viene contestato specificatamente proprio all'ex marito. Ascione ora si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, la procura gli contesta anche l'aggravante di aver aggredito la moglie nelle prime ore del mattino, ovvero quando la donna era ancora distesa a letto e quindi incapace di potersi difendere. Da Musile di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, noi andiamo ora a Venezia, a Vicenza, dove si chiude con una condanna alla vicenda giudiziaria di un operaio accusato delle molestie sessuali nei confronti delle figlie della sua compagna. Sentiamo. Condanna a 8 anni di reclusione per un operaio vicentino che però da tempo non vive più nella provincia berica. Il verdetto è stato emesso dal Tribunale di Roma dove sarebbero avvenuti i fatti. Secondo l'accusa l'uomo si sarebbe reso responsabile di pesanti molestie sessuali a carico delle figlie della sua compagna. L'operaio avrebbe portato con sé a Roma le bambine che all'epoca dei fatti avevano 6 e 7 anni molestandole, ora dovrà risarcirle con 100.000 euro. I fatti risalgono al 2011 e dopo che l'uomo e la madre delle ragazze si erano lasciati
arrestati. Lui era andato a vivere all'estero, prima in Brasile, poi in un altro stato dell'America centrale. Era stato però arrestato al suo rientro in Italia e ora condannato dal Tribunale di Roma. Ed ora la crisi delle ex banche popolari venete, appello dei risparmiatori rovinati dal crack alle forze politiche che hanno vinto le elezioni, eroghino subito i risarcimenti previsti dal decreto del governo Gentiloni, altrimenti molte aziende chiuderanno per sempre i battenti. Ieri c'è stato l'incontro in regione, sentiamo. Il fondo di ristoro per le vittime del crack delle popolari venete manca ancora dei decreti attuativi e l'attuale situazione di incertezza post-elettorale rischia di ritardare l'effettiva erogazione di questi risarcimenti. A denunciare il rischio il sottosegretario uscente all'economia Pierpaolo Baretta. In mattinata le associazioni di risparmiatori hanno incontrato la nuova commissione regionale d'inchiesta sulla crisi bancaria e lanciato un messaggio a Lega e 5 Stelle. Si uniscano immediatamente su questo problema, perché il problema di esecuzioni, il problema di risparmiatori che sono arrivati al limite è veramente all'estremo ed è grave, soprattutto anche per il discorso delle aziende, cioè le imprese coinvolte vanno messe a riparo subito perché stanno per chiudere e quando un'azienda chiude non si può più fare niente, è morta. Dai banchi della Commissione rassicura i risparmiatori il leghista Luciano Sandonà. La Lega sicuramente si impegna al fatto che i decreti attuativi siano fatti nel più breve tempo possibile. Alla prossima seduta del Consiglio regionale, annuncia Sandonà, metteremo in votazione un documento per chiedere al nuovo Parlamento di formare ancora una volta la Commissione d'inchiesta sulle banche. Quella scorsa, insediatasi solo a dicembre, in pochi mesi aveva messo a frutto i poteri speciali garantiti a questo ente. Questo ha creato un focus a livello nazionale sui temi delle banche venete e ha portato anche a questo decreto con questo risarcimento di 100 milioni che però è ancora insufficiente. Chiediamo ancora di porre il focus sui risparmiatori che sono stati traditi e sulle aziende che sono in grandissima difficoltà. Ed intanto a dare una speranza ai risparmiatori truffati è arrivata una storica sentenza. Sentiamo. Intesa San Paolo risponderà in sede civile per le richieste di risarcimento intentate dai risparmiatori contro Veneto Banca. A stabilirla una sentenza del Tribunale di Vicenza in merito alla causa intentata da un pensionato bassanese rappresentato da Adusbef. Un ex risparmiatore di Veneto Banca, il quale appunto ovviamente come tutti sanno ha perso tutti i risparmi e al quale tra l'altro era stata fatta un'apertura di credito in conto corrente in attesa di vendere le azioni. Il rapporto poi è transitato attualmente è transitato in Intesa San Paolo, quindi c'è stata una successione a titolo particolare del rapporto e quindi il giudice ha ritenuto che l'interlocutore successivo sia Intesa San Paolo. Chiedere i danni per le malefatte di Veneto Banca ai Popolari di Vicenza è dunque possibile, nonostante il decreto del governo che, oltre ad aver regalato a Intesa le due Venete con una dotazione di 17 miliardi di euro, aveva esonerato il nuovo proprietario da qualsiasi rivalsa. È un ottimo risultato perché è una prima sentenza a livello civile che dà questa possibilità e che comunque vede la possibilità che appunto l'istituto possa risarcire. Spero possa essere di aiuto anche ad altri risparmiatori e spero che la giurisprudenza volga in questo senso. La decisione del giudice apre uno spiraglio sulla situazione dei 210.000 risparmiatori coinvolti dallo scandalo, che fino a questo momento non sapevano neppure se vi sarebbe stato qualcuno a cui chiedere un risarcimento. Finora abbiamo sempre purtroppo camminato sulle sabbie mobili perché effettivamente non c'è stata trasparenza e chiarezza da nessuna parte. Finalmente è un primo spiraglio, speriamo sia di buon auspicio. Ed ora a Treviso, dove resta alta la polemica sulla situazione del carcere minorile dopo il rogo appiccato da un detenuto 2 notti fa. Una media di presenze superiori alla capienza e 41 eventi critici registrati in un anno tra atti di autolesionismo, azioni violente e infrazioni. Si spiega anche così lo stato di tensione nel carcere minorile di Treviso, ritornate in primo piano dopo il rogo appiccato da un detenuto di 16 anni 2 notti fa e che ha fatto temere il peggio. Siamo sempre più sotto scacco, ci ha detto un agente di polizia penitenziaria che vuole restare anonimo. La situazione sta diventando insostenibile per chi ci lavora. C'era anche lui quando un 16enne straniero detenuto per spaccio e furto ha dato il via alla rivolta perché l'agente di servizio si stava apprestando a spegnere luci e televisori come da regolamento. Il ragazzo ha iniziato a inveire e a insultare il poliziotto tra le risate degli altri, poi di fronte alla calma dell'uomo ha dato fuoco a carta, lenzuola, coperte e materassi dentro la cella.
Il fumo denso ha invaso la sezione, tanto da rendere necessario far uscire tutti i detenuti dalle celle e farli dormire in palestra. Una tragedia sfiorata. È solamente a questi eroi silenziosi, dice il sindacato di polizia Sappe, se le carceri reggono alle costanti criticità penitenziarie. Ora bisogna che il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità invii immediatamente almeno 20 unità di polizia penitenziaria per fronteggiare la grave carenza di organico del reparto, ma una riflessione seria deve essere fatta sulla precaria sicurezza del carcere minorile di Treviso. Restiamo nella Marca. Prima la beffa di essere finito sotto procedimento disciplinare da parte della scuola, ora per il professore di paese picchiato dal padre di un alunno che aveva rimproverato, addirittura la denuncia da parte della famiglia del ragazzo. Mio figlio da quel giorno non dorme più, è in preda agli incubi. Con questa motivazione il genitore, che a dicembre ha schiaffeggiato un professore delle scuole medie Casteller di Paese, è partito al contrattacco facendo presentare dal suo avvocato un esposto in procura contro l'insegnante. Il caso aveva indignato l'opinione pubblica trevigiana e nazionale. Per un rimprovero il professore di matematica Giuseppe Falsone, da 8 anni in servizio a Paese, si ritrovò di fronte padre e fratello maggiore dell'alunno che lo malmenarono, finendo lui stesso sotto procedimento disciplinare da parte della scuola, poi ritirato in seguito alla lettera che Falsone inviò al ministro Fedeli per denunciare il paradosso. Ora la famiglia del ragazzo, di origini rom, accusa Falsone di non essersi limitato ad accompagnare l'allievo fuori dalla classe, ma di avergli dato 4 o 5 spinte, approfittando del fatto che nessuno poteva vederlo, visto che tutti erano giù per la ricreazione, e ha fatto depositare una querela in cui si chiede alla magistratura di verificare eventuali responsabilità del professore. Ed ora andiamo a Longarone, dove il governatore Zaia ha inaugurato la fiera dell'agricoltura di montagna, Agrimont. Sì, grazie dello studio. In questo momento il Presidente Zaia ha appena inaugurato Agrimont. Presidente, il primo messaggio per l'agricoltura di montagna. Beh, direi che il Veneto senza la sua montagna non sarebbe il Veneto di oggi, una montagna sulla quale investiamo il 35% dei fondi del piano di sviluppo rurale in Veneti, dell'agricoltura veneta, dedicati alla montagna, una montagna che è oggetto di molti investimenti, una montagna che sarà oggetto di grandi eventi come i mondiali di sci del 2021 e ovviamente le Olimpiadi, perché noi tentiamo ovviamente anche la candidatura alle Olimpiadi. Indipendentemente dalle altre regioni? Ma sì, noi non siamo contro qualcuno, siamo qui per fare in modo che la montagna sia assolutamente valorizzata. Va riconosciuto la difficoltà che hanno i cittadini a vivere in montagna, il tema dello spopolamento, 1000 persone all'anno se ne vanno dalla provincia di Belluno, ma dall'altro il grande valore delle Dolomiti, del 65% del patrimonio dell'umanità direttamente in Regione Veneto. Senta Presidente, qui c'è l'agricoltura, c'è anche pericolo, diciamo così, timore per i dazi che gli americani vogliono mettere anche sui nostri prodotti, cosa dire? Che i dazi sono il segno della debolezza dell'Europa, un'Europa che anche oggi sui quotidiani dà lezioni di stabilità, dice di essere preoccupata della situazione italiana, ma poi chi parla chi sono? Sono quelli che non hanno gestito l'immigrazione, sono quelli che non hanno gestito la crisi al pari della Federal Reserve americana, sono quelli che non hanno una dimensione politica, sono quelli che fanno casino, per cui se questa è l'Europa che deve fare lezione all'Italia è meglio che se ne stiano a casa loro. L'ultima battuta per le Camere che si riuniscono la prossima settimana, cosa si aspetta da Presidente della Regione? Ma guardi, io mi aspetto governabilità, anche perché dobbiamo portare a casa l'autonomia. A me sembra che con questi numeri di difficoltà ce ne siano tante, spero che si trovi una soluzione, però poi penso che ormai sia evidente che ci vuole una legge elettorale che premi chi vince, come accade nei comuni, magari saremo anche noi umili amministratori, i comuni piuttosto che le regioni, e dia stabilità, perché se avessimo avuto quella legge oggi avremmo già un governo, avremmo già stabilità. Grazie, linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato, a Nicoletta Rizzetto in collegamento in diretta da Longarone. Noi ora andiamo a Padova, dove i carabinieri hanno scoperto quello che è un vero e proprio discount della droga. Ci aggiorna al telefono Guido Barbato. Buongiorno Guido. Buongiorno da Padova. Avevano organizzato un mercato ambulante della droga nella bassa padovana con tecniche di vendita aggressive e nuove per questo tipo di mercato. 2 fratelli marocchini di 30 e 22 anni più la moglie del più giovane facevano la posta alle loro vittime fuori dai SERT di Piove di Sacco, Monselice e Rovigo, e proprio nel difficile momento in cui queste persone provavano ad uscire dal tunnel della droga
li tentavano con incredibili offerte come sconti del 20% su 2 dosi e 2 dosi omaggio di droga se ne venivano acquistate 10. Chi diceva di no veniva bombardato di telefonate o messaggi al cellulare, altra tecnica di vendita spregiudicata, a livello di veri e propri stalker. È stata una delle persone in cura al CERT, un padre di famiglia di Agna, piccolo centro del Conselvano, a rivolgersi esasperato ai carabinieri per i continui messaggi e le continue chiamate al telefono da parte dei due. Dall'indagine è emerso che almeno una trentina tra tossicodipendenti o ex tossicodipendenti della Bassa Padovana, del Conselvano e della Saccisica, oppure che erano in cura ai CERT, erano perseguitati ai fini commerciali, diciamo così, del terzetto, che è stato fermato dai carabinieri della stazione di Agna su disposizione della Procura di Padova per vendita di sostanze stupefacenti in concorso, aggravato e continuato. I 2 uomini sono rinchiusi nelle carceri di Padova e Rovigo, la donna è ai domiciliari nella sua abitazione di Badia Polesine in provincia di Rovigo. E restiamo ora nel Padovano perché sono stati tutti identificati e denunciati gli ultras protagonisti di una violenta rissa a Campodarsego. Si erano dati appuntamento a Campodarsego per darsele di santa ragione. Dalle indagini dei carabinieri risulta evidente: 13 ultras, 4 del Padova e 9 del Mantova, sono stati denunciati, hanno tra i 22 e i 49 anni. Per tutti l'accusa è di rissa, danneggiamento aggravato in concorso e possesso di strumenti destinati all'offesa in occasione di manifestazioni sportive. I fatti risalgono al 19 novembre. Le 2 fazioni si sono scontrate nella frazione di Sant'Andrea in occasione della partita Campodarsego-Mantova, causando ingenti danni ad un bar. 4 ultras del Padova erano stati bloccati subito mentre rientravano in città con mazze da baseball, manganelli e tubi in alluminio e in plastica. La videosorveglianza ha poi consentito di identificare 9 supporter del Mantova arrivati a Campodarsego con mezzi presi a noleggio. Ora linea alla regia per la pubblicità. A tra poco, restate con noi, subito dopo parleremo della nuova emergenza lupi in Pedemontana Trevigiana. A tra poco. È conquistato in allarme, sentiamo. Queste immagini si riferiscono a ieri, appena sopra Tovena, lungo il San Boldo, con un lupo che ha catturato un capriolo. Qualche notte prima altre immagini testimoniano come un branco, probabilmente lo stesso avvistato in zona Navegal, sia passato per Praderadego verso Cisone e la vallata dei laghi. Infine questa foto racconta come sia stato sbranato un vitello a Tarzo, anche se qui si ipotizza l'attacco di un branco di cani randagi. Il lupo dunque arriva anche nella Marca, allarmando pastori ed allevatori. 361 i capi uccisi nel 2017 in Veneto da parte di lupi solitari o in branco. Si stima che siano una cinquantina gli esemplari presenti tra Lessinia e Carnia, in gran parte derivati dall'accoppiamento di una femmina arrivata dalla Liguria e di un maschio dai boschi della Slovenia. Una specie protetta dall'Europa e che si sta moltiplicando senza limiti dettati dalla natura. Ed è per questo che in tanti oramai chiedono l'intervento dell'uomo come regolatore dei branchi. Una situazione che al momento è in stallo sia in Regione che al Ministero. La proposta di un piano di contenimento voluto da Veneto, Trentino, Toscana e Valle d'Aosta è contrastato da altre regioni come l'Abruzzo. Dal Consiglio regionale Nicola Finco ha lanciato una raccolta firme contro la presenza del lupo da mandare alla Commissione europea, al Governo e al Ministero dell'Ambiente. Intanto monta la protesta degli allevatori, convinti che difficilmente il lupo tornerà a cacciare la fauna selvatica, quando è molto più comodo assaltare pecore o mucche domestiche. Chiediamo un controllo di questi animali che arrivi anche fino all'abbattimento, in quanto non sono più compatibili con un'area ecologica, ambientale, di economia che si è sviluppata negli oltre 100 anni in queste aree. Le attività anche agricole, zootecniche, le malghe, gli alpeggi, i prodotti tipici esistono solo perché vi è una presenza dell'uomo e un lavoro costante che non può di certo essere buttato via per una presenza nuova e non controllata di questi animali selvatici che non hanno più il diritto di esserci in questa zona che ormai ha uno sviluppo diverso da quello che è un tempo. A Venezia ora, dove un imprenditore straniero ha speso 350.000 euro per acquistare una cappella dove essere sepolto al cimitero di San Michele. Sentiamo i dettagli al telefono da Tommaso Stoppa.
Sì, buongiorno da Venezia. È un piccolo record quello segnato da questo imprenditore francese, Dominique Vacher, direttore generale di una casa farmaceutica, che ha acquistato una cappella al cimitero di San Michele per ben 350.000 euro. Si tratta di della più prestigiosa tra le cappelle messe a bando nell'ottobre scorso dal Comune di Venezia dopo un restauro al cimitero appunto in isola. Sono quasi 20.000 euro al metro quadrato i soldi spesi da questo imprenditore, che potrà quindi riposare con comodo una volta trapassato insieme anche ai suoi familiari per un periodo di 99 anni. Lui ha dichiarato che ha sempre voluto fare il suo ultimo viaggio a Venezia, perché Venezia è diventata una nuova casa per lui. Spesso è in laguna insieme alla moglie ed è rimasto molto colpito dalla gentilezza dei veneziani, gentilezza che non tutti i turisti hanno conosciuto, ma evidentemente questi turisti particolarmente danarosi sono abituati a ricevere dai veneziani. Questi soldi verranno spesi, come aveva già annunciato il Comune di Venezia, per la risistemazione non soltanto del cimitero San Michele, ma anche di tutti gli altri cimiteri sparsi per il Comune, le tombe molto più umili delle persone normali, che hanno tutte un grossissimo bisogno di manutenzione. Per il momento è tutto da Venezia, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Telecamere ad alta tecnologia in grado di offrire una videosorveglianza completa ai comuni. Confservizi Veneto si schiera a supporto delle amministrazioni locali per i progetti e le richieste. Non è soltanto videosorveglianza per registrare un evento, ma una videosorveglianza intelligente che tiene sotto controllo tutta la città e che, oltre a mandarmi le immagini di quell'evento particolare che può accadere, mi dà tutta una serie di informazioni, di dati della città. Città non solo più sicure, ma anche meglio governate, per esempio nei loro flussi di traffico, grazie a sistemi di videosorveglianza ad altissima tecnologia, in grado di rilevare e segnalare in tempo reale tutto ciò che accade in strade e piazze. Un futuro molto vicino per i nostri comuni, grazie ad un finanziamento statale al quale si può accedere presentando entro il 30 giugno alla prefettura di competenza un patto per la sicurezza aggiornato ed un progetto strategico. Confservizi interviene nel creare il tavolo tecnico di coordinamento, perché il Ministero degli Interni ha messo a disposizione questi 15 milioni di euro per l'anno 2018, altri 15 milioni ci saranno a disposizione per l'anno 2019, ma soltanto sui progetti che sono che integrano le forze di polizia. Quindi un tavolo in cui ci sono i carabinieri, c'è la polizia di Stato, la polizia municipale, i vigili del fuoco, tutte quante le forze di primo intervento, di primo soccorso che operano su quella città. Le telecamere possono fare di tutto, dal rilevare la circolazione di un'auto senza assicurazione al segnalare la presenza di qualcuno che abbandona la spazzatura dove non dovrebbe. Una tecnologia che non ha limiti e che è possibile avere ritoccando le telecamere già in funzione nelle nostre città. Noi ci mettiamo a fianco delle amministrazioni comunali, perché siamo l'associazione che rappresenta le aziende pubbliche del territorio veneto, e quindi è il nostro compito metterci a fianco delle amministrazioni comunali per far sì che questi progetti vadano in porto e finalmente che a livello regionale si riesca anche a ragionare con una testa e con un progetto unitario. La sanità ora ha donato al centro trapianti di Padova un rene a favore di uno sconosciuto. Suo marito, dializzato, non poteva riceverlo in quanto incompatibile. Il gesto della moglie lo ha fatto però entrare nella lista prioritaria dei malati in attesa di un trapianto da deceduto, e così nel giro di 48 ore l'uomo ha potuto ricevere l'organo, grazie comunque al gesto della moglie. Sentiamo. Proprio ora, appena finito l'intervento sulla donatrice, e appena si è svegliata sono andata a dirle che era andato tutto bene, e lei appena svegliata mi ha detto cosa posso fare per ringraziarla, e io le ho detto quello che diciamo sempre a tutte le persone che donano un rene da vivente, che siamo noi che dobbiamo ringraziare lei. La chirurgia padovana si conferma all'avanguardia e stavolta lo deve a una giovane ricercatrice, primo aiuto in sala operatoria del dottor Paolo Rigotti, che dirige il centro trapianti rene e pancreas dell'azienda ospedaliera.
Il programma DEC della dottoressa Furian ha aperto la strada alla donazione incrociata degli organi. La moglie di un paziente in attesa di trapianto di rene aveva dato la sua disponibilità a donarglielo, ma era risultata incompatibile. Al marito non restava che rimanere in lista d'attesa per ricevere l'organo da un deceduto, ma i tempi medi sono di oltre 3 anni. Abbiamo pensato a questo programma in cui i soggetti che hanno un potenziale donatore vivente con essi incompatibile viene messo in priorità, vengono dati dei criteri di priorità nella lista d'attesa per ricevere presto un organo da donatore deceduto. Successivamente il suo candidato donatore potrà donare a un altro soggetto. Con l'ospedale di Padova ha collaborato il laboratorio regionale di immunogenetica dell'ospedale di Campo San Piero. Intanto numeri record per i trapianti di rene da viventi al centro di Padova, ben 56 nel 2017, una cifra mai raggiunta prima. Il vantaggio del trapianto da donatore vivente è molteplice. Prima di tutto il paziente può ricevere il rene subito e non aspettare gli anni che aspetta in lista d'attesa da donatore deceduto, e poi i risultati del trapianto da donatore vivente sono migliori del trapianto da donatore deceduto. E siamo giunti al termine di questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. A tutti un buon pomeriggio. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Maltempo su tutto il Triveneto, sarà una giornata all'insegna delle piogge sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di sabato 17 marzo. Sul Veneto condizioni di tempo spiccatamente instabile, piogge diffuse su tutti i settori della nostra regione, localmente anche di moderata intensità sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 7 gradi, valori massimi molto miti tra 8 e 12 gradi circa. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà perturbato con precipitazioni un po' ovunque, ma in lieve attenuazione in nottata. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 9 e 11 gradi. Maltempo anche sul Trentino Alto Adige, la nostra grafica ci mostra che le piogge saranno diffuse su tutta la regione, anche moderate. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime invece intorno ai 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.